Bologna-Udinese, pausa del primo tempo, in questo momento 0-0, Gigi Nardini detto il Pavarotti del Friuli con bandiera dell'Udinese in mano, la sciarpa insomma, e il suo pronostico, non è ancora finita la partita, è 0-0 primo tempo, il tuo pronostico, lascia stare Flavio, di il tuo. Il mio pronostico è un pareggio oppure possiamo anche vincere 1-0. 1-0 con se Luca ci fa il miracolino e io sono più di 40 anni che premio il primo gol dell'Udinese. È iniziato, ricordo che Andrea Carnevale aveva 26 anni quella volta, quando adesso ne ha 60 rotti, quando è iniziato con Birov e tanti altri. E spero di poterlo dare questo cestone di miele anche quest'anno in omaggio al primo gol dell'Udinese, al giocatore che per primo segna la prima rete del campionato, e veramente che sia di buon auspicio per un buon campionato senza affanno come l'anno scorso. E qua abbiamo il nostro amico Di Pietro, anche giornalista dell'Udinese da una vita, il nostro Michele Riccardi, e grazie al Sutto che è il nostro Sgarbi friulano che fa onore all'Udinese e a tutti noi. Sì, va bene. Sentiamo Flavio Di Pietro che cosa ha da dire di questa Udinese, un pronostico per questo campionato, o comunque, se non un pronostico, delle osservazioni per questo campionato che sta iniziando. No, mi pare una squadra diversa dallo scorso anno, più competitiva, quindi non partiamo secondo me, per la salvezza, ma è una squadra che potrà anche dire qualcosa nel corso del campionato. Credo che i nuovi acquisti e il sistema di gioco sia molto diverso e quindi l'auspicio è che facciano un buon campionato, non solo la salvezza. Un allenatore nel quale si può credere, Runjaic, chi si sente di rispondere? Michele compreso. Ha una bel un bel curriculum, abbiamo sentito, le sue origini sono di razza congrinta perché un po' diciamo della ex Jugoslavia è tirato su in Germania, quindi è di buon auspicio secondo me, come ha detto il nostro caro giornalista Flavio Di Pietro il nostro. E secondo me faremo un buon campionato, ci vuole anche un po' di fortuna però senz'altro un campionato con grinta e con determinazione. Confermo in pieno quanto ha detto perché finalmente ho visto pressing alto. Grazie Michele Riccardi, grazie Flavio Di Pietro e grazie al Pavarotti. Il nostro Sgarbi, eccolo qua, altro che Sgarbi, questo qui ha una bandiera artistica.